Vado, 1, 2, 3, ecco. Oggi si inaugura l'antica fiera di San Biagio, siamo tutti pronti, poi oggi è il giorno clou perché è il 3 febbraio, quindi è San Biagio. È un'edizione un po' particolare della fiera, inauguriamo davanti al Museo Archeologico perché il Museo Archeologico è rimasto chiuso un paio di mesi per rifare tutti gli allestimenti. Ci sono tantissime novità perché sarà aperto, visitabile per tutti, avrete cose straordinarie perché lì si parla della nostra storia. Grazie a un contributo della Regione Lombardia abbiamo potuto ristrutturare praticamente tutta la sezione romana e parte della sezione preistorica del museo. I comuni dell'Alto Mantovano racchiudono un patrimonio addirittura di 9 ville romane, databili dal I al IV secolo, due grandi necropoli, un luogo di culto, cioè tutto un sistema semi-urbanizzato che era del tutto ignoto. Adesso possiamo documentarlo e mostrarlo al pubblico. Così come possiamo mostrare anche, per quanto concerne la parte preistorica, delle novità per quanto concerne l'alimentazione, la produzione agricola dei primi secoli, diciamo dei primi millenni. Penso che sia da un punto di vista didattico e da un punto di vista di valorizzazione del territorio un unicum in tutta la Lombardia, probabilmente anche uno dei più importanti musei della Lombardia orientale. E tutto questo grazie all'operatività del nostro gruppo archeologico, che praticamente sono 6 mesi che lavora per questo riallestimento, ma soprattutto grazie anche agli ottimi rapporti che intercorrono tra soprintendenza, tra Ministero, Regione, enti pubblici, senza il quale queste situazioni non si riesce a valorizzarle. È un evento che parla di ritorno alla tradizione con tante novità, tra cui vi ricordo Cibaria con i prodotti della campagna da degustare, Dulcissima, la rassegna dei dolci artigianali della tradizione e Taverna San Biagio, le cantine con i vini dei produttori cavrianesi. Vi ricordo il taglio della grandissima torta di San Biagio, 3 metri di diametro nella piazza. Per il resto è una fiera all'insegna della tradizione. Come ho detto ci sono tantissime novità, potrete visitare i bunker quest'anno, visitare la torre campanaria, poi abbiamo tutti gli stand, abbiamo tutti gli espositori come sempre, abbiamo anche tante cose per i più piccoli, quindi i laboratori che abbiamo chiamato Mani in Pasta, dove faremo provare ai più piccoli a preparare i dolci della tradizione, con i prodotti tipici del luogo. Mi raccomando, le nostre cantine venite a visitarle perché ci sono i nostri produttori di vini cavrianesi che quindi potrete assaggiare i loro prodotti e tutto questo è Fiera di San Biagio e tanto altro ancora. Torta di San Biagio, allora bisogna fare la pasta frolla con la farina bianca e la farina gialla. Per impastare la pasta frolla ci vuole dell'anice stellato messo in ammollo dentro nel vino bianco, dopo si impasta la farina e si mette strutto e burro. Ripieno bisogna fare mandorle, pochissima cioccolata pura fondente, uova, zucchero, la buccia grattugiata del limone, pochino di rum. Si fa il ripieno, dopo si mette nelle torte, si tira con la forchettina e si mettono le liste che io metto una a una a mano e si mette in forno. La torta di San Biagio ha la denominazione di origine comunale che in pochi hanno qua a Cavriana, fra cui noi.